Siamo con Stefano Lanzato della rete Chioggia Accoglie. La manifestazione, la marcia per l'umanità e l'accoglienza è appena terminata in campo del Duomo a Chioggia, dopo essere passate naturalmente da Sottomarina, e stanno per sciamare verso i rispettivi luoghi di provenienza le varie associazioni, le 85 realtà venete che hanno partecipato all'incontro. Un bilancio dell'iniziativa si può già fare? Una giornata importantissima per Chioggia, un bilancio assolutamente positivo, una manifestazione pienamente riuscita, nonostante il tempo non sia stato sicuramente di più clementi, però i numeri sono stati importanti, imponenti, sicuramente eravamo più di 1500 persone. Un corteo colorato, partecipato, anche con una componente migrante corposa, festosa e felice, quindi una giornata importante per Chioggia, una giornata importante appunto anche per i migranti stessi che finalmente hanno avuto la possibilità di respirare un'aria diversa, hanno visto finalmente una città che li accoglie, non la città solita, becera, che vorrebbe respingere, che vorrebbe creare confini e barriere. Ecco, e questo secondo noi l'aspetto più importante e principale. Secondo noi solo tramite l'accoglienza, solo tramite la capacità di stare insieme anche tra diversi, di mettersi insieme, di camminare assieme fianco a fianco, anche nelle difficoltà, è l'unico modo per riuscire a governare realmente e seriamente una questione e sottrarla da un'emergenza che genera effettivamente solamente le male accoglienze, genera solamente chi vuol far profitto appunto sulla pelle dei migranti. Ecco, c'è bilancio, ripeto, assolutamente positivo. Grazie Stefano, a presto.